in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso la nostra passione sono i clienti. La cantina I Vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi. Veramente una puntata speciale quella di oggi, perché dopo Ferragosto abbiamo deciso di scendere in spiaggia e di parlare di questo avvenimento che è accaduto sulla costa di Cagliari, in particolare a Capitana. Questi 4 signori che vi presento nell'ordine sono Simone, Alessandro, Filippo e Jacopo. Sono gli accompagnatori di un gruppo di 50 ragazzi, metà uomini, metà donne, che sono arrivati dalla provincia di Lecco per trascorrere 10 giorni in Sardegna. Domani ripartiranno. Com'è stata questa esperienza? Oggi, dopo Ferragosto, possiamo già fare una valutazione. Un'esperienza indimenticabile, perché abbiamo il mare della Sardegna che è veramente meraviglioso, l'acqua limpida, c'è un bel sole, si sta bene in compagnia, quindi è stata una bellissima esperienza. Alessandro, come mai avete scelto la Sardegna? Beh, sicuramente la Sardegna è una delle mete più rinomate dell'Italia, quindi perché non venire proprio qui? Un viaggio lungo, durato diverse ore, ma assolutamente ha rispecchiato le aspettative. Una esperienza al limite del massimo risparmio, viaggio in nave da Genova a Porto Torres, trasferimento in pullman verso Cagliari. Alloggio dove? Alloggiamo presso le suore di Santa Tecla, che ci hanno ospitato gentilmente, e siamo lì ad alloggiare appunto la notte, e abbiamo anche la nostra cucina che poi ci prepara da mangiare, e poi riusciamo anche a spostarci durante la giornata. Cosa avete fatto in queste giornate, Filippo? Ma le giornate principalmente le trascorrevamo al mare con i ragazzi, e poi la sera le dedicavamo alle serate, che erano le più disparate, dai film oppure dalle attività insieme o qualche uscita in spiaggia, cantando insieme con una chitarra al bagliore di luna. C'erano anche momenti ludici, momenti sportivi. Certo, la sera soprattutto organizziamo dei giochi, dei tornei, pallavolo, calcio, perché la struttura comunque dispone di campi, di reti, comunque di strutture, e ci divertiamo tutti insieme. Cosa fai nella vita? Io studio scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie presso l'Università Statale di Milano, e è il primo anno che ho frequentato e mi sta molto piacendo. Filippo? Io mi sto per laureare in matematica nell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Alessandro? Io sono laureato in scienze motorie e adesso faccio il personal trainer. Io ho finito il primo anno di Università Statale Milano, informatica musicale. A questo punto la telecamera gira a 360 gradi e
riprende velocemente il gruppo dei ragazzi. Ecco, io direi tutti a mare, tutti a mare. A questo punto, Alessandro, tu che sei personal trainer, questi ragazzi non sono a rischio di congestione? Ma leggenda narra che bisogna aspettare almeno 3 ore dal pasto, però sono ragazzi forti, abbiamo già testato diverse volte, per ora ancora nessuno è stato male, quindi possiamo stare tranquilli. La gioventù trionfa. Ma trionfa forse l'acqua che ha la temperatura di 30 gradi. Bene, andiamo al particolare. Antonio, vieni. Chi è che mi accompagna nella parte gastronomica? Perché ormai qui il pranzo è già andato. Vai, apertura. Allora, qui abbiamo... Gli ultimi resti della nostra pasta fredda. Aspetta, vai di nuovo. Ecco gli ultimi resti della nostra pasta fredda, quello che è rimasto, che ci hanno preparato i nostri cuochi. E poi abbiamo anche altre cose. C'era il riso, quello è finito, quello che rimane è tutto questo. E a cena il menù qual è? Questa sera a cena abbiamo pizza in spiaggia questa sera. E avete visitato anche la città di Cagliari, ti è piaciuta? Sì, Cagliari è molto bella, l'abbiamo visitata l'altra sera, abbiamo visitato un po' il centro storico e anche qualche ristorantino in cerca di qualche prodotto tipico. Cos'è che è andato male in questi 10 giorni? Devi essere critico, che cos'è che non ti è piaciuto? Ma mi metto in difficoltà con questa domanda. Guardi, è andato male. Allora, sicuramente un aspetto negativo è che gli spostamenti sono stati un po' difficoltosi con il gruppo, perché abbiamo soltanto il nostro pulmino da 9 persone, essendo in 50 dobbiamo fare tanti viaggi, no, per arrivare nei vari luoghi. Quindi quello è stato un po' un punto debole magari della vacanza, ma insomma poi con il gruppo ci si adatta, si supera tutto, con la compagnia, con il divertimento, quindi... Toglimi una curiosità, ti prepari nel corso della giornata qualche minuto dal delfino? Sì, no, è la prima volta che lo uso io, l'hanno usato sempre gli altri, quindi oggi lo volevo tenere io. Quindi avete fatto visita alla città di Cagliari, escursione a Villa Simius, il pullman grande era disponibile solo per i grandi viaggi? Sì, esatto, il pullman grande l'abbiamo utilizzato solamente per i 2 viaggi nella città di Cagliari e alla giornata a Villa Simius. Adesso diamo un voto a questi 10 giorni di esperienza in Sardegna. 9. 10. 9. 10 con lode. È tutto. Questo è il libro che è stato dedicato a Renato Ratcis, il grande campione sardo che negli anni 50 giocava nel Milan. È stato scritto a 4 mani da Mario Fadda e Umberto Oppus. La linea Mario Frogia per la presentazione. Grazie a tutti. Diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820.
Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il comune di Mandas ha deciso di concludere i festeggiamenti in onore del suo cittadino più illustre nell'anno del centenario dalla sua scomparsa, dedicandogli le oltre 200 pagine del volume Renato Racis, il bomber fermato dal destino, scritto a quattro mani dal sindaco Umberto Opus con la collaborazione del giornalista storico per eccellenza Mario Fadda. E all'appuntamento in programma nella sede del centro universitario sportivo non poteva che essere il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti e ospite d'onore della presentazione di un libro che racconta le gesta di uno straordinario talento che negli anni 40, prima di indossare le maglie prestigiose di Juventus e Milan, ha sfiorato lo scudetto in Toscana guidando l'attacco del Livorno, città natale del bomber del Cagliari di Liverani, tra i candidati più autorevoli alla promozione. La storia, i luoghi, il territorio, il calcio, un pallone che ha segnato un'epoca perché la Sardegna ha avuto il primo cannoniere della Serie A con le maglie di un grande Livorno, arrivato secondo per lo scudetto dietro il Torino di Valentino Mazzola, e ha poi fatto gol anche nel Milan, nel derby contro l'Inter indossando la 10, una maglia 10 che è stata quella rossonera indossata a seguire da fenomeni quali Schiaffino, Rivera, Gullit. Ecco perché il libro su Renato Racis, ecco perché queste riflessioni scritte da Mario Fadda e Umberto Opus mantengono tuttora una forte attualità. Mario, qual è stata la molla che vi ha spinto a raccontare questo campione della Seconda Guerra Mondiale? Allora, la molla che ci ha spinto a raccontare è questo grande campione nato in un piccolo paese, Mandas, che tuttora ha la sua importanza in Sardegna. La sua storia è particolarissima perché dobbiamo pensare che un campione del genere, capace di segnare 50 reti in Serie A e ritirarsi a 25 anni e mezzo e perdere gli anni migliori della propria carriera perché c'era la Seconda Guerra Mondiale in corso, è una storia particolarissima che valeva la pena raccontare. In che modo si può dare forza a questa figura di sport, di uomo che poi, bloccato dalla tubercolosi a 26 anni, nato in un paesino, è andato via dalla Sardegna in un momento in cui non era facilissimo spostarsi? Proponendola ai giovani, io penso che sia una bella figura da proporre ai ragazzi come esempio di valore sportivo, di impegno, sacrificio, proprio come dicevi, un ragazzo che va via a 16 anni nel 1940 con la guerra che sta per scoppiare
e si impegna ed emerge piano piano dal Prato, dove segna più reti che presenze fatte sul campo, passando per il Livorno, dove gioca fra le bombe che cadevano nelle città italiane, per finire al Milan e quasi strappare lo scudetto a Torino. Nel discorso di Renato Ratcis, che è testimonianza di una Sardegna sempre fiera, orgogliosa, che non si ferma, che ruolo ha avuto il territorio? E tornando ai giovani, in che modo, quale può essere la loro chiave di lettura? Renato Ratcis può essere un valore aggiunto per il territorio. Non dimentichiamoci che è stata siglata un accordo fra i comuni per cercare di valorizzare i campioni della Serie A in Sardegna, perché la Sardegna ne ha dato tanti e tanti come Renato Ratcis sono stati dimenticati. Proprio questi calciatori, e Ratcis fra tutti, ma altri più conosciuti, Virdis, Matteoli, Zola naturalmente, possono essere il volano per cercare di rilanciare il settore giovanile sardo, che è sempre stato di primo ordine. Leonardo, ricordare un centravanti, uno che ha fatto il tuo ruolo 70 anni fa, 80 anni fa, che ha giocato nel Livorno, che è la tua città, che sensazioni ti dà andare a grattare la storia nel momento in cui siamo immersi nel web, sui social, in un mondo talmente frenetico anche per la vostra carriera? Sì, è una cosa molto speciale, sono contento di essere qui alla presentazione di questo libro, di parlare di Renato Ratcis, perché come dicevamo è stato dimenticato veramente troppo in fretta per un bomber, un giocatore fortissimo, e quindi secondo me dobbiamo restituirgli la giusta gloria che merita, e quindi sono qui con tante similitudini a lui. Quindi Cagliari che viene a giocare a Livorno e io livornese che vengo a giocare a Cagliari, e soprattutto un giocatore che aveva la valigia in mano, si è dovuto far scoprire a son di partite, a son di gol in giro per l'Italia, e giusto. Purtroppo ho avuto una carriera più breve della mia, però insomma i grandi campioni si ricordano sempre per quello che fanno in campo. Facendo le comparazioni che non si fanno mai, perché ciascun giocatore fa parte dell'epoca in cui ha giocato, ha militato eccetera, nella classifica dei goleador sardi Renato Ratcis è il terzo dopo Pietro Paolo Virdis e Gianfranco Zola. Il decimo di questa classifica è Nicolò Barella, con cui tu hai giocato, di cui sei amico eccetera. Ecco, fare quei gol negli anni 40 era più difficile, era un calcio diverso, come la vedi? Ma credo che già nella domanda hai un po' risposto, perché è difficile paragonare il calcio di ora al calcio passato. Naturalmente fare gol è sempre stato difficile, perché ci saranno stati componenti, allenamenti e avversari adeguati per quel calcio, e quindi sarebbe difficile dire è più facile ora rispetto a prima. Molto probabilmente prima era un po' più tecnico e ora è un po' più veloce, un po' più fisico. Questo un pochino più si tende a voler più azioni che magari azioni belle, diciamola così. Comunque fare gol è sempre difficile e chi li fa deve avere il giusto merito. Chiudiamo con una tua recente nomina. Hai scoperto che dopo gli autori dello scudetto del 70 diventerai cittadino onorario di Mandas. Sensazioni? No, è bellissimo, e tanto quando me l'ha proposto qualche mese fa ero molto, non sapevo che dire, perché non so veramente cosa comporta, però Umberto era fiero di questa cosa, mi ha trascinato in questo progetto, quindi sono molto onorato di ricevere insomma il prima possibile questa cittadinanza onoraria. Umberto Opus è il sindaco di Mandas, ma soprattutto è uno storico dello sport, è un giornalista. Con Mario Fadda hanno messo in piedi un'opera di memoria, un'opera di ricordo, un'opera che deve servire anche alle nuove generazioni. Com'è adesso, a distanza di tanti anni dall'epopea Ratcis, com'è adesso e come l'avete tradotta nel vostro libro questa grande storia? Ma devo dire che è una figura, quella di Renato Ratcis, che è stata, forse lei dà stimolo a questo libro. Il libro non nasce a caso, nasce da una serie di sentimenti dati dagli articoli, dati da quello che era ogni giorno il trovare negli archivi sia del giornale che delle televisioni immagini, foto, dichiarazioni di questo ragazzo che parte da Mandas ed esplode nel calcio nazionale
pensate che uno a 20 anni si ritrova nella Serie A, nel palcoscenico che tutti i bambini sognano, e questo era poi il numero 10 del Milan. Quindi è un libro che viaggia sulla memoria, sulla storia, sulla narrazione e sulle emozioni di quello che oggi, dopo 100 anni, un ragazzo di un piccolo paese può vivere. Cosa ha detto Carlo Azeglio Ciampi di Renato Racis? Ma io direi che al di là della parte del complimento sportivo agonistico, forse la frase più bella quando ha detto che incarnava in quegli anni i sentimenti più alti di lealtà sportiva e veramente di quelli che erano i valori dello sport. Il centenario di Renato Racis a Mandas ha previsto tutta una serie di iniziative, compreso un concorso letterario che l'USSI Nazionale ha sponsorizzato, legato ai ragazzini delle scuole, sui comportamenti moderni, quindi sui rischi che si ha nell'avere il web sempre invasivo, sempre magari poco controllato, sulle disparità di genere, sul razzismo, sul cyberbullismo. In questo progetto ricordare i 100 anni di Renato Racis, com'è che si può leggere questo anello tra passato e presente? Intanto mi corre nuovamente, perché lo faccio con piacere, un ringraziamento di cuore all'USSI, di cui io faccio parte da anni, ma soprattutto al suo presidente Gianfranco Coppola, che è stato vicino a noi sia nella prefazione al nostro libro, sia negli stimoli e nei suggerimenti a un percorso che vedrà appunto nel concorso letterario un ulteriore elemento di quello che sono appunto i valori di cui Racis era simbolo, testimone e soggetto, che dopo 100 anni continua a trasmetterli, quindi l'interazione, l'abbattimento delle barriere che non sono quelle architettoniche, togliere tutta una serie di problemi che sono creati recentemente e quindi coinvolgere tutti, dai più piccoli, in questa grande operazione. L'abbiamo detto, lo ripetiamo, dopo quelli dello scudetto del 1970 Leonardo Pavoletti diventa cittadino onorario, è felicissimo, ce l'ha raccontato. Cosa dice il sindaco? Beh, noi abbiamo detto che se Racis era il simbolo per Livorno, Pavoletti è il simbolo per la Sardegna. È un amico caro di Mandas, appunto oggi per noi è un novello Renato Racis, un ragazzo dole, quindi sarà veramente emozionante averlo nostro cittadino onorario. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sogno e diventa futuro. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo. Dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Suzuki, tecnologia da incentivi.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentornati a Panorama Sardo Estate e anche oggi vi vogliamo regalare un altro compleanno, i primi 30 anni del movimento turistico del vino italiano. E per quanto riguarda la nostra cara Sardegna abbiamo la presidente sarda che ha fondato questa associazione qualche anno fa. Oggi sono in 21 delle 27 cantine che ne fanno parte. Roberta Porcetto. Ciao, bentrovati. Siamo qui a Sardara, si sta festeggiando i 30 anni del movimento turismo del vino e nonché Calici di Stelle, che ricorda un marchio registrato appunto 30 anni fa ed è il marchio che raccoglie le cantine produttrici e le cantine che fanno enoturismo in Italia da 30 anni almeno. Quindi stasera diciamo che è una grande festa, ci troviamo qua in questo bellissimo panorama del Sardegna Termale, con 21 tra le maggiori cantine che abbiamo in Sardegna, quindi con un panorama vitivinicolo importante, moltissimi vini, quasi 120 etichette raccolte tutte insieme, ma il punto di forza è che ci sono rappresentate tutte le microregioni della Sardegna, praticamente dalla Marmilla al Sulcis, alla Gallura, alla Romangia, ci siamo tutti. Oltre a questo ci saranno dei piacevolissimi incontri sia con Argiolas Formaggi, che ci presenterà le degustazioni formaggi in abbinamento al vino, sia con l'archeologa Cinzia Loi, archeologa sassarese, che per prima ha scavato e scoperto i palmenti nuragici in Sardegna, per cui ci racconterà le origini del vino stasera. Era un piccolo flash, diciamo, a numero chiuso, ci sono già i partecipanti chiaramente dalle prime ore in cui abbiamo fatto uscire il post prenotati, quindi uno spazio anche culturale, perché ricordiamoci che il vino è cultura. Presidente, le terme, l'acqua dalla notte dei tempi ha sempre accompagnato l'uomo. Oggi qualche goccia ha fatto capolino in Sardegna, ma è una serata splendida. Andremo a vedere anche le stelle. Andremo a vedere le stelle con l'astrofisica Barbara Leo, che ha fondato una sua associazione, che è l'associazione Orbitando. Lei si occupa anche di seguire il planetarium dell'Unione Sarda e stasera ci racconterà le stelle, ci farà vedere la Luna che è quasi piena grazie al telescopio e nonché il pianeta Saturno. Inoltre lei arricchirà questa visione dal telescopio con i racconti, perché le costellazioni le collegherà alla mitologia e quindi tutta l'origine della mitologia dalla grandissima stella Vendemiatrix che annunciava l'inizio della vendemmia. E quindi insomma... E allora non ci resta che immergerci in questo splendido mare di stelle a questo punto, lo facciamo con le immagini del nostro Antonio Carte e andiamo a conoscere i protagonisti di questa magnifica serata. Fondamentale sono le location quando ci sono questi eventi e in queste settimane vi abbiamo accompagnato in lungo e largo per la Sardegna. Adesso siamo a Sardara, in un luogo straordinario che è molto noto, le terme, e siamo qui con l'amministratore delegato. Beh, è sempre un onore
ospitare degli eventi, far vedere il proprio luogo, far vedere la passione con cui svolgiamo il nostro lavoro, la cura con cui stiamo facendo e preparando, e la possibilità poi per le persone che vengono di vedere dentro come la nostra struttura, magari anche tornare prossimamente e poter apprezzare il nostro impegno e la nostra voglia di far vedere e lavorare bene, far vedere il nostro lavoro e lavorare bene. Oggi fare degli eventi sembra quasi una sfida, lo è diventata. I 2 anni che precedono questo insomma ci hanno messo a dura prova. Voi come li state affrontando? Beh, c'è da dire che le terme in generale, penso in tutta Italia e anche in Sardegna, dalla pandemia ne sono uscite un po' con le ossa rotte, perché comunque è un'attività, voi o non voi, dove il contatto fa parte dell'attività stessa, quindi l'attività aperta al pubblico, come tutti poi gli eventi, sono state sicuramente messe in dura prova dalla pandemia. Fortunatamente sembra quasi che finalmente stiamo vedendo un po' la luce, la gente ha di nuovo voglia di frequentare, di frequentarsi e di stare qui alle terme, e per noi non è altro che un piacere, insomma. Quindi anche la vostra stagione è una stagione sicuramente di ripresa. Che cambiamenti avete notato con la differenza dei 2 anni, questa pausa? Bene, diciamo che all'inizio, dove le prime fasi della pandemia, c'era molto, un po', ci si guardava quasi con sospetto, no? Alla ricerca di capire chi fosse o meno magari contagioso. Oggi credo che sta già cambiando, c'è un po' più di rilassatezza, la gente comunque ha voglia di partecipare in maniera molto più attiva a tutti gli eventi, a stare in piscina, nel nostro caso nella spa, a fare un massaggio, a fare attività di benessere, con un po' più di rilassatezza rispetto a prima. Allora, in questo momento, per chi si fosse collegato con Telesardegna, Panorama Sardo Estate, stiamo per accedere alla postazione che ci farà vedere i calici di stelle, e lo faremo con l'astrofisica Barbara Leo. Benvenuta a Panorama Sardo. Ciao, buonasera. Buonasera. Avete montato questa apparecchiatura che oggi ci permetterà di fare cosa? Allora, osserveremo sicuramente la Luna, che sorgerà tra una mezz'ora, 40 minuti, è quasi piena, in realtà sarà piena domani, ma quasi piena. E poi, se ci riusciamo, cioè se le luci ci aiutano, vedremo probabilmente anche Saturno, quindi dipenderà un po' dal cielo, dal tempo e dalla luce, però questa è l'idea di partenza. Vedremo quante persone vorranno darci seguito, ecco, diciamo così. Dottoressa, c'è un forte legame tra il vino e le stelle. Direi. Mi viene in mente Dionisio, ce la può approfondire? Bacco, per esempio, sono i cugini praticamente, no, sono gli stessi, Dionisio per i greci, Bacco per i romani, il legame col vino, ma soprattutto anche con la vendemmia. I nostri antenati usavano le stelle per capire quando era arrivato il momento di vendemmiare, quindi sia di piantare ma anche di raccogliere. Ci sono varie poesie, tra cui Esiodo nel suo racconto Le opere e i giorni, proprio c'è un capitolo dedicato proprio alla vendemmia, alle costellazioni. C'è questa stella che si chiama addirittura Vindemiatrix, che insomma direi che è l'emblema di quello che è il legame tra il cielo e le stelle. È nella costellazione della Vergine? Assolutamente sì, è una stella non la più brillante, però sicuramente molto visibile. Oggi potremo anche riuscire a vederla, anche se la Vergine in questo periodo sta praticamente tramontando, però insomma ci proveremo. Però insomma la Luna influisce sulle maree, le stelle influiscono sul vino. Oggi è calice di stelle, quindi aspettiamo tutti gli avventori che si stanno preparando a fare le degustazioni in questa splendida location, e allora a più tardi per vedere le stelle. Va benissimo, grazie mille, buona visione. Remember all the thunder
L'azienda De Melas del Mandrolisai è una new entry del movimento turismo del vino. Lorenzo De Melas, come va questa scelta? Allora, innanzitutto ci fa molto piacere far parte del movimento turismo del vino perché è un movimento assolutamente molto importante per far conoscere appunto il mondo del vino ai turisti, è un qualcosa sempre più in espansione. E noi da quando abbiamo iniziato nel 2019 era già nei nostri piani, nei nostri desideri, nei nostri sogni entrare a far parte del movimento turismo del vino per condividere quella che è la nostra passione e in particolare poi la passione che abbiamo nei confronti del nostro territorio. Il vostro territorio, la Sardegna, è la terra dei centenari, io dico il continente dei centenari. Il vostro territorio è stato sempre oggetto di studio, il Mandrolisai da questo punto di vista annovera tantissimi centenari. Assolutamente, centenari perché abbiamo un territorio di una grande valenza ambientale, un territorio che si è conservato molto bene, quindi in queste condizioni è chiaro che poi sono stati e ci sono tanti centenari. Centenari come persone ma centenari anche come vigneti, proprio per il fatto che abbiamo un territorio che si è conservato molto bene, siamo molto gelosi di questo patrimonio genetico. Esatto. Lorenzo, sarà una vendemmia la vostra, di quantità o di qualità? Quantità mai, nel Mandrolisai non facciamo delle quantità, per cui lavoriamo su altre idee. Ecco. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. High Drive, High Style. Nuova Toyota Aygo Cross. A testa alta e inarrestabile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Appuntamento nei giardini delle Terme di Sardara, 21 cantine partecipanti e 3.000 visitatori. La manifestazione unica delle aziende del Movimento Turismo del Vino della Sardegna, penultimo appuntamento in calendario dell'edizione 2022 di Calici sotto le stelle. L'evento itinerante, che ha debuttato il 3 agosto a Terralba, ha continuato il suo percorso a Tempio, Dorgali, Bosa, Usini, Sennoli, Badesi, Ersu e Sorso. È stato in ogni tappa un successo di pubblico e soprattutto di turisti. I vini sardi stanno conquistando spazi nei nuovi mercati nazionali e internazionali, consolidando la loro presenza in quelli tradizionali. Il comparto sta vivendo un buon momento, portando avanti progetti di modernizzazione di impianti e tecnologie, affinando le tecniche di commercializzazione e rafforzando l'offerta enoturistica, fonte di sviluppo dei territori. L'iniziativa, sostenuta dal contributo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, è stata promossa dal Coordinamento regionale delle città del vino e dalle cantine del Movimento Turismo del Vino. Ha previsto degustazioni, convegni, spettacoli ed eventi culturali itineranti in tutta la regione. E in questi eventi non può mai mancare la nobiltà d'animo. Audaria, un'azienda giovane, leader del mercato, che fa parte anche del movimento turistico del vino. Certo, il Movimento Turismo del Vino, che finalmente quest'anno, dopo 2 anni di stop, riprende con questo evento meraviglioso. Ne approfittiamo, insomma, per ripartire alla grande e soprattutto per creare questi eventi territoriali e unire tutte le cantine dal nord al sud Sardegna e valorizzare appunto l'isola a 360 gradi. Sicuramente è un orgoglio farne parte, siamo emozionati, riniziare poi con questa luna piena è meraviglioso. Stessa domanda che ho fatto ai tuoi colleghi, la vendemmia? La vendemmia quest'anno diciamo che agosto, quindi siamo alle porte di questa vendemmia. Sicuramente è un'annata davvero generosa, possiamo definirla così. Quest'anno Madre Natura è davvero generosa rispetto agli altri anni. Si presume insomma un'ottima annata per il momento. Speriamo bene, perché ultimamente con tutti questi cambiamenti climatici vediamo insomma degli eventi a cui siamo magari poco abituati, però per il momento possiamo dire che sarà un'ottima annata.
La serata qui al Sardegna Terme è sempre più animata e incontriamo anche un'altra protagonista del percorso vitivinicolo sardo, la cantina Suentu. Lo facciamo con Valeria e con Roberta Pilloni e a Valeria chiediamo su questo evento che è stato comunque fondamentale anche per riprendersi un po' la normalità. Sì, esatto. Diciamo primo evento dopo il 2019, ritorna appunto l'appuntamento annuale del Movimento del Turismo del Vino. Il Calici di Stelle è appunto un appuntamento che noi produttori aderenti appunto al movimento abbiamo deciso di farlo collettivamente tutti insieme e anche itinerante, quindi l'ultima edizione nel 2019 è stata a Barumili e quest'anno appunto a Sardara, a Sardegna Termale. Quindi non vi aspettavate questa affluenza? No, ce l'aspettavamo perché comunque vediamo, anche noi in cantina abbiamo ripreso ormai quest'anno a fare gli eventi, vediamo che le persone hanno proprio voglia di uscire, di ritrovarsi in delle belle serate così e anche scoprire appunto le cantine. E questa manifestazione diciamo che ha un valore aggiunto importantissimo perché sono presenti i produttori, quindi è una manifestazione proprio promossa da noi produttori e quindi c'è proprio la possibilità di raccontarsi ognuno, di raccontare le proprie aziende, i propri vini. Quindi finalmente non ci sono più le distanze, soprattutto quelle online che ci hanno accompagnato per alcuni anni. Roberta, invece voi avete fatto, oggi nelle cronache si sta parlando tantissimo delle vendemmie in tutta Italia, voi avete fatto una scelta diversa dal solito. Sì, per quest'anno abbiamo iniziato qualche giorno fa con le varietà precoci, quindi poi continueremo con i vermentini quando raggiungeranno il giusto grado di maturazione per poi proseguire più avanti, insomma, si presume a inizio settembre, metà settembre con le varietà Baccarossa. Quest'anno sì, il caldo non ci dà tregua, quindi magari si cerca di traslare gli orari in delle ore più fresche per evitare delle ossidazioni alle uve, comunque per portare in cantina il prodotto il più integro possibile e senza le temperature torride che comunque ci stanno accompagnando ormai da diversi mesi. La scelta di questa vendemmia notturna, di notte? Sicuramente per sfuggire al caldo e insomma una scelta che per quest'anno penso stiano valutando tanti produttori e che stiano mettendo in pratica tanti produttori appunto perché insomma, il clima purtroppo sta cambiando e si cerca comunque di trovare delle soluzioni al cambiamento climatico. Una di queste è appunto traslare gli orari di raccolta più insieme, altre anche magari tecnologie, altri accorgimenti che poi si hanno in cantina. Allora, come è successo in altre circostanze, il vento Suentu ci porta da altri protagonisti di questa magnifica serata. Fondamentale anche per quanto riguarda questo evento del movimento turismo e il vino è il wine e il food. Siamo con Davide Azzeni, uno chef emergente di Salluri. Sì. Cosa proporrete stasera agli ospiti di questo bellissimo evento? Allora, abbiamo rivisto un piatto, la campidanese, abbiamo scomposto i profumi della ricetta, quindi il datterino, lo zafferano, il finocchio selvatico, il pecorino e la salsiccia e lo riproponiamo in un modo nuovo. Un giovane chef come te che valorizza il territorio, tu arrivi da Salluri, Salluri è rappresentato negli anni da tante eccellenze, dal vino alla pasta, a tutto quello che è anche la produzione e l'imprenditoria. Tu che messaggio ti senti di portare in questo momento particolare di tutto il comparto sardo, soprattutto da un punto di vista enogastronomico? Ma io spero di unirmi a tutto questo movimento imprenditoriale, spero di poter dare il mio
nel migliore dei modi. E allora gli ospiti del movimento turismo del vino in Sardegna possono degustare anche questa sera i piatti degli chef emergenti, ma soprattutto anche il torrone, tutto quello che fa parte del comparto sardo, perché ricordiamoci che la Sardegna, non ci dimenticheremo mai di dire, è un continente, non è soltanto una regione, e lo è a livello enogastronomico. Grazie Davide, buon lavoro e al tuo staff. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo qui allo spazio Conad. Insomma, abbiamo deciso insieme a loro, noi della Nuova Sardegna, di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della gente. Questo è un momento in cui ci sono grandi difficoltà nella spesa alimentare, nel costo dell'energia
le bollette che rincarano, e quindi noi, che facciamo molto sul sociale come la Conad, abbiamo deciso insieme ogni giovedì fino alla fine di settembre per ora di garantire il 10% di sconto a chi fa la spesa alla Conad. Il coupon vale che sarà pubblicato sulla Nuova Sardegna, vale dal giovedì fino al mercoledì, poi ce n'è un altro, ogni settimana uno diverso. Devo ringraziare Fabrizio Piras perché ha messo insieme tutti gli spazi Conad del centro-nord della Sardegna, e quindi è un'operazione bella, positiva sicuramente, di affezione, di attenzione nei confronti della gente che compra la Nuova Sardegna e viene a fare la spesa qui alla Conad. Un 10% di sconto su tutti i prodotti freschissimi, allargato chiaramente anche ai prodotti di panetteria, dove coinvolgiamo su questa iniziativa tutto il Nord Sardegna, quindi tutti i canali Conad che aderiscono chiaramente all'iniziativa. Ringrazio anche la cooperativa, chiaramente Conad Nord-Ovest, che ci ha dato un sostegno affinché possa essere chiaramente allargata a tutti i punti vendita, e con la quale chiaramente porteremo avanti questo progetto inizialmente per 10 settimane, per poi vedere chiaramente di dare un proseguo su tutto, magari ampliando anche a tutto il territorio regionale. Infatti è importante per questo, è un inizio, cominciamo con questo coupon e questo sconto del 10% fino alla fine di settembre, e speriamo di fare altre cose, anzi siamo convinti e stiamo pensando di fare altre cose, sempre di progetti sociali, vicini alla gente, alle famiglie che hanno difficoltà fare la spesa. Anche perché abbiamo scoperto dei valori comuni. Esatto, forti, nonostante diciamo la distanza, perché noi ci occupiamo di grande distribuzione, voi vi occupate di comunicazione, però i valori sono quelli, e quindi è giusto portarli avanti. Il giornale si fa soprattutto per questo, per stare vicino alla gente e denunciare le cose che non funzionano per migliorarle, e questa è un'occasione per fare insieme una cosa che secondo me troverà un grande riscontro, perché la gente ha bisogno di aiuto. Io ringrazio Antonio. Grazie a te, arrivederci. Il nostro percorso qui alle Terme di Sardara continua e lo facciamo con il direttore Angela Bellu. Direttore, buonasera. Come vanno le cose? Beh,
direi bene, questa è stata una bellissima serata, il tempo ci ha graziato, devo dire, visto che comunque stasera è una bellissima serata, tantissima gente, tantissimi partecipanti a questo evento e devo dire che siamo tutti contenti e molto soddisfatti. Abbiamo visto che la serata appunto è animata con le degustazioni, molti dei vostri ospiti faranno parte di questa degustazione e poi c'è una fila importante che sta prendendo posto. Ma com'è cambiata l'accoglienza in questi mesi? Dopo, chiamiamolo brutto esempio del Covid, devo dire che è tutto un'altra cosa, tutto un altro mondo, un modo di accogliere la gente in un modo diverso, però devo dire che c'è molta voglia di tornare e di dimenticare, di lasciare tutto alle spalle. Direttore, in questi mesi abbiamo avuto la fortuna con Panorama Sarda di girare tante location della Sardegna e sono tutti soddisfatti, ma bisogna fare di più. Certo, bisogna aprire gli orizzonti, aprire alle vedute molto più in là rispetto a quello che siamo stati in questo periodo precedente. Credo che comunque quello che abbiamo passato in questi ultimi 2 anni ci serve un po' per esperienza. E allora godiamoci questi calici di stelle, godiamoci Sardara con le sue terme e noi continuiamo con le immagini di Antonio Carta. Questa splendida kermesse incontriamo Valentina Argiolas che fa parte del movimento turistico del vino e soprattutto oggi siamo sotto calici di stella. Sì, finalmente, dopo 2 anni di assenza, anche perché insomma non ce lo permetteva purtroppo la situazione sanitaria, ci ritroviamo oggi, siamo quasi 20 cantine e in una location siamo tornati al privato perché abbiamo prima fatto le piazze, i posti più monumentali e invece qua a Sardara ci ha accolto veramente con una grande collaborazione, che è quello che comunque a noi serve, perché il nostro lavoro non è organizzare eventi ma è fare vino. Quindi per Calici di Stelle soprattutto la Presidente Roberta si è impegnata tantissimo, il supporto delle terme ci ha aiutato tanto. Valentina, la cronaca di questi giorni vuole una vendemmia anticipata. Più qualità, meno quantità, invece la Sardegna mantiene un equilibrio su entrambi i lati. Guarda, dopo la pioggia di oggi non mi vorrei esprimere, è piovuto per 2 ore a Serdiana, speriamo non abbia creato danni. Sino alle 3:30 di oggi si prospettava una buona vendemmia. Non so più, non saprei cosa dire, stiamo aspettando il resoconto dell'agronomo, però era una vendemmia molto positiva qualitativamente perché le uve sono arrivate a maturazione sane. Nonostante la siccità è piovuto molto d'inverno, quindi hanno raggiunto, loro stesse hanno attraverso le loro radici mantenuto quell'equilibrio che le ha permesso di resistere al caldo. Adesso deve tenere, non dobbiamo avere eccessi, cioè non deve piovere, non deve fare come ha fatto oggi, se no si rischia tanto. Valentina, dal vostro osservatorio, noi non ci stanchiamo di dirlo, da questo aprile, dal Vinitaly che è stato un grandissimo successo e noi abbiamo avuto la fortuna di essere testimoni con le nostre telecamere, c'è stato un passo in avanti dopo questi 2 anni che tu e i tuoi colleghi avete lavorato un po' sotto traccia o meglio a distanza? C'è stato un notevole passo avanti, c'è un incremento generale di fatturati da parte di tante cantine, insomma tutti i mercati si sono riaperti, eccetto un po' meno l'Asia, poi l'Italia comunque sta facendo una parte da leone veramente in questi ultimi 2 anni, anche l'anno scorso. Quindi sì, ci sono delle prospettive a livello di mercato e di consumi positive. Naturalmente siamo molto preoccupati dal punto di vista di approvvigionamenti di materie prime, quindi costi lo sappiamo tutti, di carburanti, di elettricità, di approvvigionamento proprio, cioè mancano proprio a volte le etichette per imbottigliare o le bottiglie. Quindi problemi che nel passato non avevamo mai avuto e che non penso che termineranno a breve. Purtroppo quello rimarrà un problema di tutto l'anno.
Però cercheremo con questi eventi, ma soprattutto con il lavoro in cantina, di sopperire a queste mancanze. Ma questo aiuta sicuramente, perché torna la gioia di stare insieme più che altro, quindi torna l'ottimismo, la condivisione, che è il momento più bello per bere vino. E quale modo migliore di lasciarvi con queste immagini alle mie spalle, dove ci sono state le degustazioni, le visioni notturne delle stelle e della luna che accompagnano i viaggi di Panorama Sardo Estate. Anche oggi abbiamo voluto darvi un'esclusiva, un compleanno, 30 anni di questo movimento, ma soprattutto tutto quello che è il circuito economico della nostra isola sul vitivinicolo. Ringraziamo le 21 aziende che hanno partecipato, la presidente Roberta Porceddu, e alle prossime con Panorama Sardo Estate. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore.
Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di una trasmissione a ridosso di Ferragosto e siamo con l'assessore alla cultura, alla pubblica istruzione della Regione Sardegna, Andrea Biancareddu, che ha fatto pochissime vacanze anche perché fra un mese si ritorna a scuola e sarà un'annata speciale, quella del dopo pandemia. Sarà l'annata del ritorno in presenza, del ritorno alla socialità dei nostri ragazzi, quanto sarà mancata loro il potersi abbracciare, giocare, ridere, scherzare, che è la vita che passa una volta sola, quell'età è formidabile. Averli tenuti chiusi in casa di fronte ad un computer, seppur attrezzati, è stata una grossa limitazione. È stata una limitazione anche perché intanto non tutti ce l'avevano il computer, intanto non in tutte le case la linea funzionava bene e intanto non in tutte le case un ragazzo aveva la sua cameretta singola col computer, perché ci sono famiglie che hanno camere doppie dove magari c'è la nonna malata in casa, insomma la didattica a distanza ha acuito il principio di disuguaglianza. Cioè ci ha fatto pensare che non siamo proprio tutti uguali, nonostante gli sforzi del pubblico per poter rendere questa opportunità necessitata, diciamo, uguale per tutti. Quindi addirittura per qualche ragazzo la scuola era trovare la normalità, cioè uscire da un ambiente familiare difficile, per i rapporti umani, per lo stato di salute, e quindi trovare nella scuola, nei compagni di classe, nei professori, nei cosiddetti bidelli, una seconda famiglia dove trovava la normalità. Ecco, un ragazzo in queste condizioni, tenuto chiuso 2 anni dentro casa, ha avuto delle penalizzazioni. Ecco, quindi tornare a scuola vuol dire respirare di nuovo, respirare l'aria dei compagni di classe, dei coetanei, degli amici, fare sport, tutto quello che si può fare solo a scuola. Andrea Biancareddu, da 3 anni e mezzo responsabile della cultura e dell'istruzione nella nostra isola, ha dovuto affrontare gran parte di questo periodo amministrativo e di lavoro con le conseguenze della pandemia. Che memoria
una memoria di un periodo difficile, unico, inimmaginabile perché nessuno se lo poteva aspettare. Ci ha colto impreparati perché in nessun manuale di comportamento c'è scritto guarda che può arrivare una pandemia o un'epidemia. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma hanno fatto del loro meglio, le ringrazio qua le famiglie, gli insegnanti, i ragazzi, i tecnici che facevano in modo che si facesse la didattica a distanza, però è stato difficile. Poi non è secondario proprio il fattore medico, la salute, cioè abbiamo rischiato grosso, abbiamo visto morti, abbiamo visto anche ragazzi giovani che all'inizio non sapevamo quanto fossero resistenti alla malattia, quindi c'erano le teorie del tutti a casa, tutto chiuso, le teorie altrettanto valide, diciamo, ma come facciamo a tenere tutti a casa? Forse sta passando, forse arriverà il vaccino, era tutto un forse. E quindi, dovendo parlare in diritto penale, c'è stata un'accettazione del rischio quando abbiamo deciso di rimandare i bambini a scuola e di accettare che qualcuno potesse ammalarsi di Covid, perché sapevamo che per i ragazzi non era letale. Quindi non è stato facile comunque, perché le cose potevano andare peggio. Mi ricordo i trasporti, le mascherine all'ingresso, il controllo della febbre. Mi ricordo quando io uscivo in televisione chiedevo alle madri di controllare la temperatura prima di uscire, perché il primo screening lo fai a casa. Se tuo figlio sta male, proprio durante la pandemia non lo mandi a scuola per infettare gli altri e anche per se stesso. Poi abbiamo raddoppiato i fondi per il trasporto scolastico, per far viaggiare meglio i ragazzi. Noi non ci dimentichiamo che siamo una regione di 24.000 km², con 1.600.000 abitanti, quindi una parte di Roma che Roma se lo gestisce con dei tram. Noi per mandare i bambini a scuola molte volte gli facciamo fare il Tour de France, quindi per un bambino che si deve alzare alle 5:30 per poi tornare alle 4:30, il diritto allo studio è diverso da uno che va a piedi e la scuola ce l'ha sotto casa. La scorsa settimana avete presentato in assessorato un progetto che ha il suo punto di partenza nel Ministero della Pubblica Istruzione e che poi invita le regioni ad adeguarsi a questo programma di recupero dei giovani, degli adolescenti, utilizzando l'attività ludica, l'attività agonistica, l'inserimento nella società e nelle squadre. E la Regione Sardegna è stata la prima ad accogliere questo invito del Ministero. Sì, siamo stati i primi in Italia perché anche su questo assessorato è molto attento, perché è un settore dell'assessorato alla pubblica istruzione che si chiama politiche della gioventù, di cui si parla poco, perché sono tutte politiche della gioventù, no? La cultura, la pubblica istruzione, lo sport, però qua è lo sport inteso come inclusione sociale, quindi non solo come attività fisica, ma come modo per stare insieme, per soffrire insieme, per giocare insieme, per iniziare a fare gioco di squadra, per sapere che magari da solo conti poco e insieme conti di più, per sapere che nello sport come nella vita uno cade e si rialza e poi continua. È lo sport didattico, lo sport sociale, lo sport che tutti abbiamo fatto a modo nostro quando eravamo piccoli. È lo sport che purtroppo alcune persone non si possono permettere, perché ora la retta di una palestra costa. Ti iscrivi in una società di atletica, devi pagare, e quindi abbiamo pensato, da un punto di vista solidaristico, di mettere in condizioni coloro che non lo potevano fare finalmente di poter avere, chiamiamo l'anno scolastico, 8-9 mesi di attività sportiva pagata dalla Regione. Sono voucher da 250.000 euro che noi tramite il CUNI diamo direttamente alle palestre, quindi c'è anche il fattore economico perché aiutiamo anche le palestre oltre che le famiglie, e così magari chi non è riuscito, non ha potuto e ha sofferto, perché un ragazzo che non può fare sport, non che non vuole fare sport, riesce poi a farlo con l'aiuto del pubblico. Ogni tanto i soldi pubblici si spendono bene. Ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata. Fra 1 mese e 10 giorni si va alle elezioni e nel frattempo il nostro amico Biancareddu ha perso un punto di riferimento importante nella sua carriera politica. Un punto troppo importante dal punto di vista affettivo, umano e politico.
Io sono stato designato come l'erede, erede immeritato, ma tale devo essere e mi devo impegnare nel solco che lui ha tracciato. Lui mi ha insegnato tante cose, una per tutte, dire sempre quello che pensi, non essere schiavo dell'appartenenza a una maggioranza o una minoranza, dire quello che pensi in termini propositivi, cioè fare sempre una proposta, dire la tua, farti rispettare e soprattutto ricordarci che noi dietro quello scudo crociato nascondiamo la nostra vera essenza di essere un partito cattolico, solidaristico, che aiuta i deboli, che ha i valori della Costituzione stampati nella coscienza, che la politica si fa con la testa ma si fa anche col cuore. Giorgio Oppi, e qui siamo già sui titoli di coda, aveva in Andrea Biancareddo il suo allievo prediletto, ma questo signore in tanti anni ha iniziato a lavorare con lui che era un ragazzo, che cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato che non bisogna mai mollare, che la tenacia, la caparbietà, la forza delle idee, della verità, anche quando non sono condivise totalmente, alla fine premia. Premia il non essere mai un partito di classe, nel senso che noi siamo aperti a tutti, non ci sono poveri, ricchi, dottori, bidelli, per tornare alla pubblica istruzione. I principi di solidarietà, dell'aiuto reciproco, fraterno, insomma degli insegnamenti che sono stati più da padre che da politico. Da politico mi ha insegnato tante cose, intanto a non farci fregare dagli altri, perché i calcoli che Giorgio faceva con la penna erano difficilmente confutabili, ma poi la generosità, io l'ho dichiarata materiale e morale, perché Giorgio era generoso materialmente ma era generoso su tutto, quindi forse era per quello, anche per quello che si faceva voler così bene, perché prendeva tutti questi voti, altrimenti è inspiegabile che uno si candidi, si ricandida e venga sempre eletto, è un record. E siccome io non sono di quelli che dà la colpa agli elettori dicendo che non capiscono niente, gli elettori capiscono tanto, se ti promuovono dopo tante volte vuol dire che qualcosa hai fatto. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso la nostra passione sono i clienti. La cantina I Vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni, ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo qui allo spazio Conad, insomma abbiamo deciso insieme a loro, noi della Nuova Sardegna, di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della gente. In questo momento in cui ci sono grandi difficoltà nella spesa alimentare, nel costo dell'energia e le bollette che rincarano, e quindi noi che facciamo molto sul sociale come la Conad abbiamo deciso insieme ogni giovedì fino alla fine di settembre per ora di garantire il 10% di sconto a chi fa la spesa alla Conad. Il coupon vale che sarà pubblicato sulla Nuova Sardegna, vale dal giovedì fino al mercoledì, poi ce n'è un altro, ogni settimana uno diverso. Devo ringraziare Fabrizio Piras perché ha messo insieme tutti gli spazi Conad del centro-nord della Sardegna e quindi è un'operazione bella, positiva sicuramente,
di affezione, di attenzione nei confronti della gente che compra la Nuova Sardegna e viene a fare la spesa qui alla Conad. Un 10% di sconto su tutti i prodotti freschissimi, allargato chiaramente anche ai prodotti di panetteria, dove coinvolgiamo su questa iniziativa tutto il Nord Sardegna, quindi tutti i canali Conad che aderiscono chiaramente all'iniziativa. Ringrazio anche la cooperativa, chiaramente Conad Nord-Ovest, che ci ha dato un sostegno affinché possa essere chiaramente allargata a tutti i punti vendita e con la quale chiaramente porteremo avanti questo progetto inizialmente per 10 settimane, per poi vedere chiaramente di dare un proseguo su tutto, magari ampliando anche a tutto il territorio regionale. E infatti è importante per questo, è un inizio, cominciamo con questo coupon e questo sconto del 10% fino alla fine di settembre e speriamo di fare altre cose, anzi siamo convinti e stiamo pensando di fare altre cose, sempre di progetti sociali, vicini alla gente, alle famiglie che hanno difficoltà fare la spesa. Anche perché abbiamo scoperto dei valori comuni. Esatto. Forti, nonostante diciamo la distanza, perché noi ci occupiamo di grande distribuzione, voi vi occupate di comunicazione, però i valori sono quelli e quindi è giusto portarli avanti. Il giornale si fa soprattutto per questo, per stare vicino alla gente e denunciare le cose che non funzionano per migliorarle. E questa è un'occasione per fare insieme una cosa che secondo me troverà un grande riscontro perché la gente ha bisogno di aiuto. Io ringrazio Antonio. Grazie a te, arrivederci.